Eccoci rientrati in studio dopo lo spazio pubblicitario e parliamo subito del campionato di eccellenza con i risultati e naturalmente anche la classifica di questa giornata, domenica 16 marzo 2014, la 12ª giornata di ritorno. I risultati. Leonfortese, Folgore Selinunte 6-0. Atletico Campofranco, Parmonval 2-4. Alcamo, Riviera Marmi 0-0. San Cataldese, Rocca di Caprileone 5-1. Mazzara, San Sebastiano 3-0. Camarat, San Giovanni Gemini 1-2. Profavara, Serra di Falco 3-2. Raffadali, Sporting Marsala 1-4. In classifica questa vittoria della Leonfortese è stata molto positiva perché dato che l'Alcamo si è fermato in casa con il Riviera Marmi, quindi la classifica un po' si è allungata e ne ha trovato beneficio la squadra guidata da Gaetano Mirto. Guardiamo la classifica al completo. Leonfortese 53 punti, Alcamo 50, Camarat e Parmonval 48 punti, Marsala 46, Serra di Falco 45, Riviera Marmi 44, Atletico Campofranco 40 punti, San Cataldese 37, San Giovanni Gemini 36, Rocca di Caprileone e Mazzara 33 punti, Profavara 31, Raffadali 26, Folgore Selinunte 14 punti, chiude la classifica San Sebastiano a 8 punti. E a questo punto diamo lettura anche del tabellino della prossima giornata, sarà la 13ª giornata di ritorno. Questi gli incontri: Alcamo Atletico Campofranco, Folgore Selinunte Camarat, Rocca di Caprileone Leonfortese, San Giovanni Gemini Mazzara, San Sebastiano Profavara, Serra di Falco Raffadali, Parmonval San Cataldese ed infine Riviera Marmi contro Sport Club Marsala. Allora, è stata una giornata positiva per Gaetano Mirto e il suo gruppo, no? Cioè il fatto di aver stravinto in casa contro la Folgore, insomma, è stata doppiamente positiva perché l'Alcamo ha pareggiato. Carmelo. Oggi è stata una giornata positiva, è stata una giornata determinante per la Leonfortese di Gaetano Mirto, che oggi di fatto mette almeno un piede in Serie D, travolge la Folgore e la condanna alla promozione, alla retrocessione in promozione, secondo verdetto di questo girone A di eccellenza. Rallenta l'Alcamo che non va oltre in casa, va oltre lo 0-0 nel difficile scontro interno con il Riviera Marmi, male invece il Camarat che si chiama fuori perdendo in casa con il San Giovanni Gemini. Un giro con i nostri ospiti, direttore. Serra di Falco che poteva tentare un rientro nella zona alta, una Leonfortese che comunque non perdona in casa e probabilmente a questo punto, come ha detto bene Carmelo Puglisi, ha già un piede oltre nel campionato di interregionale. Beh, sì, domenica prossima andrà a Rocca in uno scontro importante perché il Rocca si deve salvare. Quindi magari non troveranno... Io infatti, direttore, volevo chiedervi, voi che conoscete anche bene soprattutto la realtà del Rocca di Caprileone, in questo campionato vi aspettavate qualcosa in più da Rocca? Ma io devo dire che è sempre una neopromossa. Per quello che è Rocca, per il paesino e per quello che stanno facendo, credo che l'obiettivo loro era quello di salvarsi. Magari inizio stagione, le prime 3-4 giornate avevano fatto loro 13 punti in 5 partite, quindi si aspettavano magari anche loro, si sono illusi magari di poter fare qualcosa in più, però è chiaro che poi... realtà come Leonforte, certo. Camarat, Serra di Falco hanno speso molto di più ed è giusto che stiano lì davanti. Non lo dico perché comunque loro quest'estate hanno attinto molto dal vostro organico dell'anno scorso, hanno preso buon tempo, Zingales. Sì, noi non abbiamo riconfermato alcuni ragazzi e loro sono andati lì. Dispiace perché comunque noi siamo rimasti legati a loro, però io credo che penso che stiano rispettando quelli che sono i programmi di inizio stagione. Senta mister, a questo punto la lotta è veramente ormai a due tra Leonfortese e Alcamo. Chi vede favorita? Come dicevate voi poco fa, penso che la Leonfortese ha fatto un passo importante oggi. Dipende anche dalla prossima settimana se riesce a fare risultato a Rocca di Caprileone, che è un campo difficile in erba sintetica, un campo piccolino, dimensioni molto ridotte.
quindi è un campo particolare, si riesce a fare punteggio pieno penso che ormai in Serie D. E infatti. Sebastiano Falanga, difensore della Tiger Brolo, un parere anche su questo girone, è stato comunque un girone molto intenso, volendo soltanto da qualche settimana si è delineato il duello fra Alcamo e soprattutto appunto la Leonfortese. Assolutamente sì, e sarà ancora più bello e determinante, saranno queste ultime giornate che poi vedranno appunto chi la spunterà tra le prime formazioni. Chi vedi favorito? Leonfortese. Leonfortese, quindi probabilmente allora da più punti danno ormai la squadra di Gaetano Mirto vincitrice di questo girone A del campionato di eccellenza. E adesso passiamo subito al girone B, quello che insomma tratteremo in modo particolare nella puntata odierna di penalty, perché abbiamo gli ospiti graditissimi che lo hanno vinto questo girone B, ovvero il componente, il gruppo della Tiger Brolo. Subito i risultati di questa 12ª giornata di ritorno, girone B. Modica, Città di Vittoria, 1-2. Igea Virtus Football Club Cireale, 6-2. Città di Rosolini, Mister Bianco, 0-1. Mazzarrà Rometta, 0-7. Gimnica Scordia Sport Club Siracusa, 4-2. Catania San Pio X Sporting Via Grande, 2-1. San Gregorio Taormina, 1-4. La Tiger, come tutti ben sanno, ha riposato oggi e ne ha approfittato soprattutto il Taormina, che ha leggermente accorciato la classifica con una bella vittoria fuori casa a San Gregorio. Guardiamo la classifica al completo. Tiger, 62 punti. Taormina, 50. Sport Club Siracusa, 49. San Pio X e Mister Bianco, 47 punti. Modica e Igea Virtus, 45. Football Club Cireale, Gimnica Scordia e Città di Vittoria, 40 punti. Via Grande, 31. Città di Rosolini, 29. Rometta, 25 punti. San Gregorio, 21. Chiude la classifica Mazzarrà a 10 punti. In classifica sottolineiamo il Modica ed il Vittorio con un punto di penalizzazione e la Ciriale, come tutti ben sanno, la Ciriale 1946 si è già ritirato. E adesso il tabellino del prossimo turno, anche in questa occasione 13ª giornata di ritorno, questi gli incontri: Tiger Brolo Catania San Pio X, Città di Vittoria Città di Rosolini, Mister Bianco Gimnica Scordia, Sport Club Siracusa Mazzarrà, Taormina Modica, FCA Ciriale Rometta, Sporting Via Grande San Gregorio, l'Igea Virtus riposa, mentre come tutti ben sanno, e già l'ho anche ampiamente ricordato, la Ciriale si è ritirato dal campionato appunto di eccellenza. Prima di parlare con i nostri ospiti, prima di fare questo commento al girone B del campionato di eccellenza, io direi di fare un omaggio a questa bella squadra, questa bella realtà messinese che è stata la Tiger Brolo, che ha vinto alla grande questo girone B del campionato di eccellenza. Guardiamo un video. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Batte in mezzo ed è rete, segna Coadio, 11° del primo tempo, gran colpo di testa del numero 3 dei padroni di casa. Viene messo giù Lupo, forse c'è fallo da parte di Mento, ma l'arbitro può proseguire. Ottimo Calabrese, gol di Biondo, passaggio di Calabrese, gol di Biondo, siamo al 16°. Ancora Calabrese, si era finti, dà la palla verso Biondo, ancora Biondo. Ancora Biondo. Ed è rete, bravo Biondo. Ed è arrivato il gran gol, è arrivato un gran gol di uno che li sa fare queste cose. Parliamo di Paolo Messina, 85°. Finisce qua, 4-0 il finale. Dal Comunale di Brolo la Tiger batte l'Igea Virtus con 4 reti, 2 messe a segno da Biondo, doppietta personale,
e poi ad aprire e chiudere le marcature ci ha pensato Coaudio e il gran gol da fuori area di Paolo Messina. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. Ce l'aspettavamo, oggi è arrivata così a sorpresa, ma è veramente come le cose a sorpresa, è bellissimo, un crescendo continuo, i ragazzi sono stati magnifici. Abbiamo fatto una cosa fantastica poi per come è arrivata, tutto perfetto, tutto è filato dritto e quando poi tutto fila così alla fine i risultati diventano quasi scontati. Abbiamo avuto all'inizio quella costanza, no? All'inizio per tutto il campionato. Basta pensare che il Siracusa, come bene dice il suo presidente, ha fatto, non mi ricordo male, 13 vittorie e 2 pareggi. Cioè, non so se mi sbaglio, è praticamente punti recuperati sulla Tiger 0. Cioè, dico, quindi significa che è una squadra che ha subito solo 11 gol, di cui 7 in 3 partite, quindi per tutto il resto, giustamente, cioè praticamente abbiamo fatto il massimo. Una gran bella cavalcata quella della Tiger Brawl. Io voglio subito sentire però le sensazioni intanto del mister, insomma vincere un campionato è sempre una grandissima soddisfazione, vincerlo con questa squadra che all'inizio non sembrava insomma quella che doveva fare sfracelli, nel senso che nessuno vi dava indubbiamente favoriti. Sì, sicuramente, grande soddisfazione anche perché il paese di Brolo è piccolo, siamo stati in un confronto con società importanti e grosse città, Siracusa, Vittoria, Modica. Grande soddisfazione e grande ringraziamento ai ragazzi perché ho sempre detto che un allenatore senza un gruppo importante non vince mai niente. Quindi dice bene. Il merito è soprattutto dei ragazzi, sono stati un gruppo eccezionale, fantastico e grandi lavoratori. Direttore, quando è successo un po' il momento più strano di questo girone, nel momento in cui insomma, la Ciriale perdeva quei punti in classifica, voi cosa avete pensato? Ma noi intanto abbiamo sempre fatto i conti con la classifica vecchia, noi oggi abbiamo vinto il campionato al di là delle penalizzazioni subite dalla Cireale. A noi dispiace, però noi siamo stati, se devo dirla tutta, solo penalizzati perché il Siracusa ha accorciato la distanza da noi. Dispiace perché è stato un errore, magari nel senso c'è stato anche un pasticcio della Lega, però le regole erano quelle, sono stati penalizzati e noi, ripeto, abbiamo sempre tenuto conto della Cireale. Al di sopra di tutto comunque ci sono stati i punti veri vostri, sì, effettivi in ripeto, campo. Noi abbiamo penso sancito sul campo di meritare di vincere il campionato, al di là di quello che possa essere stata la penalizzazione subita dall'FC Cireale. Il gruppo... Tu che sei dentro il gruppo, Sebastiano, come ha vissuto questa stagione? Qual è stato il momento più brutto e qual è stato il momento più bello?
Allora, innanzitutto parto con il dire che comunque il mister ha avuto a disposizione un materiale umano davvero importante, però come in tutte le altre squadre, in tutti i posti dove si vince, non si vince soltanto perché magari al di là di quelli che sono i pregi di un calciatore, credo ci sia di fondamentale il gruppo, no? Quindi la forza che comunque determinava quelle che poi andavano ad essere le vittorie della domenica. Quindi veramente io da parte appunto dalla parte dei calciatori e quindi parte integrante del gruppo posso dire che veramente una cosa che si toccava con mano era appunto quell'armonia, quell'egemonia che c'era tra di noi, che era un qualcosa davvero, cioè non c'erano quelle gelosie che magari potevano creare qualche problema Quando avete all'interno dello pensato di spogliatoio. avere vinto il campionato, a prescindere da quella partita importante ultima con l'Igea Virtus? Qual è stato il momento, se ricordi? No, ma in realtà non c'è stato un vero e proprio momento. Noi comunque abbiamo il mister tuttora, perché premetto ci sono altre 3 partite, Certo, quindi noi da non onorare alla vogliamo grande. onorare questo campionato alla grande, quindi farlo fino all'ultima giornata. E posso dire che comunque anche quando avevamo un buon margine di vantaggio non abbiamo mai pensato anzi cercavamo sempre di essere tra virgolette pessimisti, pensare sempre che magari il Siracusa potesse vincerle tutte, E magari quindi noi l'impegno era ancora di impegnarci maggiore. ancora di più perché magari steccare in casa o con la Sampio, cioè abbiamo sempre Certo, tenuto certo. alta la concentrazione. Carmelo. Voglio lanciare una provocazione. La Tiger quest'anno ha fatto un campionato straordinario proprio nella regolarità, perché comunque avete perso pochi punti, perché avete subito pochi gol, perché anche grazie a Sebastiano la difesa è stata praticamente impermeabile. Però oggettivamente voglio lanciare una provocazione. Gli avversari Non essere troppo cattivo. Gli avversari sono tutti mancati all'appello. Il Siracusa, al di là del filotto di vittoria, ha sbagliato tanto in fase tecnica, in fase di campagna acquisti. Anche la Sampio ha giocato soprattutto alle figurine panini, facendo il mercato. Le 2 Ible, Vittorio e Modica, hanno avuto diverse vicissitudini societarie. L'FC, c'è stato il caso Tesseramenti. Mister, Ma guarda, io non sono d'accordo perfettamente con te, perché è vero, la Sampio e il Siracusa per me erano le 2 favorite, le strafavorite ad inizio stagione. Però la Sampio non ha giocato alle figurine, il Siracusa non ha sbagliato a livello tecnico. Scusami se non sono d'accordo con te. Ma lui è un provocatore, No, visto? ma è anche giusto, ed è io te lo giusto dico che sia da così. addetto ai lavori. Certo. Il campionato e ogni partita sono tutte difficili. Noi siamo stati bravi e fortunati ad avere un inizio scoppiettante. Noi le prime 4 partite abbiamo fatto punteggio piano, 12 punti, dove magari sia la Sampio che il Siracusa hanno tentennato un attimino, e quel margine di vantaggio noi siamo stati bravi a portarcelo fino alla fine. Quindi la nostra costanza è stata dopo le prime 4-5 partite. Vi Mentre siete le altre... subito calati nella mentalità dell'eccellenza, forse Bravo, proprio il mentre gli Siracusa altri- quello che è mancato- e la Sampio Mentre gli mancava altri facevano risultati, quell'approccio. noi abbiamo continuato a fare ancora risultati, non abbiamo avuto quel calo che magari le altre squadre si aspettavano. Io Noi- dico questo, mister, perché io in realtà anche quando ha vinto tutte quelle partite il Siracusa non l'ho mai visto al vostro livello, e il fatto che pareggi in casa con il Rosolini, il fatto che perda a Scordia, dimostra che fondamentalmente la Squadristrano secondo me non è pronta neanche per i playoff e rischia seriamente di perdere anche l'occasione dei playoff. Ok, su questo ci siamo, però ti dico, una squadra magari che deve vincere, come abbiamo fatto noi, in casa abbiamo vinto tutte le partite tranne col Siracusa, sconfitte però abbiamo giocato benissimo, fuori casa abbiamo avuto un ruolino di marcia importante, però la nostra forza è stata, come diceva Sebastiano, a livello di gruppo, a livello di costanza e anche a livello di risultati, perché noi da 15 partite abbiamo preso solo un gol, in 15 partite abbiamo fatto 12 vittorie e 3 Sono pareggi. numeri importanti. 12 questi, sono vittorie, numeri 12 importanti. vittorie e 3 pareggi. E se tu ci metti anche l'inizio della stagione, 4 partite, 4 vittorie, ecco che il margine, adesso siamo a 12 punti dalla seconda, quindi è un margine importante. Invece Ettore, volevo concentrarmi soprattutto sul lavoro che ha fatto Santino Bellinvia, perché la vittoria di questo campionato secondo me rende giustizia. Uno, e non lo dico perché è presente, che è stato sempre riconosciuto tra i più bravi vero, allenatori in è vero. Sicilia. Mister, ripercorrendo la sua carriera, lei ha avuto anche l'onore di allenare in piazze importanti, non solo in Sicilia, come Montevacchi, come Castrovillari, ma forse il rimpianto maggiore è Sapri, perché lei dopo che ha vinto i playoff di Serie D a Sapri, il Sapri ha rinunciato all'C2.
Forse se lei non ha un po' il rimpianto di non essersi mai potuto confrontare con la C2, con il professionismo, se il Sapri avesse accettato probabilmente quel ripescaggio, oggi la sua sarebbe un'altra carriera. Sei proprio cattivo. No, avrebbe ricordato questo. no. Lui in realtà ha subito quella scelta perché... Certo, però chiaro. secondo me Bellindier, secondo quello che dicono molti addetti ai vero, lavori, è vero. non ha nulla in meno ad esempio ad un Roberto Boscaglia sotto l'aspetto della preparazione Può partire da qui tecnico-tattica. però un progetto importante anche con la Tiger, mister. Grazie per quello che hai detto. No, non lo dico io, lo dicono tanti suoi colleghi. lo Grazie, dicono mi fai tanti- ricordare momenti un po' così particolari della mia carriera. Beh, sostanzialmente Questo è positivi successo però, nel 2003-2004, quindi parliamo 10 anni fa, ero giovane, adesso gli anni passano per tutti. Però arrivare magari in Serie C a 31 anni, 32 era già un bel colpo di fortuna. Purtroppo ho pagato la scelta della società, non si è iscritta, non ha pagato la fiduzione e quell'anno è stata ripescata alla Vibonese. Però sai, poi te ne fai una ragione perché la vita continua a livello calcistico. Beh, il risultato però rimane, cioè voglio dire. Il risultato rimane, però ti manca un qualcosa, perché certo. magari a quest'ora non ero qua a parlare con te, magari ero in un altro studio oppure magari ero a casa. Ma io credo Purtroppo- che però da qua, anche dalla Tiger, può partire un bel progetto, mister, perché io credo che la piazza un po' voglia anche forse ancora di più sbalordire tutti. Ho Ma questa guarda, sensazione. Il risultato, io ringraziavo poco fa per i complimenti, ma il risultato è da dividere con una grandissima società, perché per fare calcio a questi livelli ci vuole una grandissima società. Direttore sportivo che penso è uno dei più giovani che c'è in giro, che c'è in Italia addirittura, no? Non perché è qua vicino a me, però penso che è stato bravissimo nella costruzione della squadra e nel cercare di far coincidere casella dopo casella tutto il puzzle che poi alla fine è stato composto. E poi al gruppo giocatori, perché io mi rifaccio sempre, per me è più forte di me. Un allenatore non vince, una società non vince se non ha un gruppo di giocatori importanti. Io avevo a disposizione 21-22 giocatori e magari 11 vanno in campo, La sua è 7 assolutamente... vanno in panchina e qualcuno andava in tribuna, quindi se tutti non vanno a remare per la stessa parte non si va. La sua è una da risposta nessuna. assolutamente equilibrata, complimenti mister. Ma- E questa è stata la nostra forza. Poi magari partire da Brolo per un progetto importante, io non lo so, la categoria il prossimo anno... Dobbiamo rivolgerla al, Sì, al ma, direttore sportivo. volevo questa soltanto domanda. dire che la Serie D il prossimo anno è una Serie D diversa, è una quarta serie. Sì, è una quarta serie, certo. Quindi scompare la seconda divisione, quindi bisogna andare un po' cauti. Una cosa è parlare magari su una piazza come Siracusa, su un'altra piazza come Messina, come Trapani, come Palermo. Ma l'entusiasmo gioca tanto però. Brolo fa 4.000 abitanti, quindi dobbiamo essere un attimino un po' Sentiamo realisti. che ci dice il direttore sportivo. Il prossimo anno sarà una quarta serie pesante, no? Perché molte squadre del professionismo calano in quarta serie, quindi insomma sarà sicuramente una stagione da preparare, non dico subito, ma domani. No, sicuramente noi ci muoveremo per tempo per ben figurare, ma parlare di programmazione oggi sarebbe, dico, prematuro perché Brolo, appunto come diceva il mister, fa 4.000 abitanti. Ricordo che quando il mister vinceva i playoff col Sapri, la Tiger era in terza categoria o in seconda, adesso non ricordo, quindi comunque è una società che ha una storia recente, molto breve e ha avuto... Fino a poco tempo fa stava nelle categorie diciamo meno nobili, adesso è il secondo anno della storia in eccellenza e noi al primo anno abbiamo centrato la Coppa e il secondo ovviamente il campionato. Sicuramente questo noi ci auguriamo, per carità, sogniamo tutti, però bisogna essere onesti e capire Con i piedi per la realtà terra. di Brolo, credo che non sia neanche l'eccellenza, sia navigare magari in campionati come la promozione, però siamo arrivati in Serie D Vedremo e come andrà a vorremmo finire. restare. Direttore, però Carmelo, questo chiudi gruppo con l'ultima comunque domanda? sembra altamente competitivo anche per la quarta serie dell'anno prossimo. Con il mister avete già un'idea di cosa serve per puntellare la squadra? Guardi, noi ancora il campionato deve finire, poi la società farà le sue scelte, sceglierà il direttore sportivo, potrei essere io, potrei non essere io e di conseguenza poi sceglieremo tutto il resto. Quindi ancora mancano 3 giornate alla fine, quindi ancora la società, ripeto, avrà il tempo. Per adesso comunque vi godete anche Sì, questi momenti e penso che ce lo meritiamo. di gioia, certo, assolutamente. Bene, abbiamo chiuso anche questa parentesi dedicata al campionato di eccellenza, i nostri ospiti rimangono, seguiranno con noi anche il campionato di promozione, parleremo ancora di questa bellissima stagione della Tiger Brolo. Salutiamo Carmelo, lo rivedremo la settimana prossima. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori, a domenica prossima. E salutiamo anche Federica perché tra poco ci raggiunge Giulia e diamo a lei la parola per la pubblicità. Sì, io auguro una buona serata ai telespettatori e adesso vi lascio con la pubblicità. Rimanete con Penalty.